Vi garantisco che dei biscotti così inzuppati nel latte al mattino non li avrete mai assaggiati. Torciglioni di Mazzara del Vallo. Vi consiglio di provare la ricetta, di farli a casa e poi scriveteci nei commenti che ve ne pare. Buonissimi. 500 g di farina 00, 150 g di zucchero, 80 ml di latte, 150 g di strutto, un cucchiaino di ammoniaca per dolci, una bustina di vanillina, un cucchiaio di miele e latte per spennellare prima di infornare. Allora, iniziamo col versare nella planetaria i 500 g di farina 00, unire lo strutto e poi cominciare ad impastare. Al momento mettiamo solo questi due ingredienti perché farina e strutto dovranno amalgamarsi fino a ottenere una consistenza sabbiosa. Uniamo lo zucchero, il miele, vanillina, l'ammoniaca. Se non avete in casa dell'ammoniaca potete utilizzare, anziché un cucchiaino di ammoniaca, 2 cucchiaini rasi di lievito per dolci. Per ultimo 80 ml di latte tiepido. Ecco, dopo 10 minuti, adesso il nostro impasto è pronto. Possiamo metterlo in frigo per circa un'ora, avvolto in una pellicola trasparente, per poi lavorarlo. Riprendiamo il nostro impasto dopo un'ora di riposo in frigo. Lo lavoriamo un attimo con il mattarello, non per stenderlo, giusto per dare una forma più rettangolare, e poi lo andiamo a tagliare in 2 parti. Allora, da queste 2 metà noi poi ricaveremo circa 10 piccoli pezzi per ogni parte. Da ogni singolo pezzo, adesso, lavorandolo sul nostro piano, dovremo ottenere dei cordoncini dello spessore di un dito e lunghi circa 20 cm. Questo piano di lavoro è lungo 60, quindi calcolando la metà a 30, poco meno della metà. For it's not my friend. It makes death traps of playgrounds and enemies of the sweetest love. Not to have wisdom is to forget everything. Da ogni cordoncino ricaveremo un biscotto. Dobbiamo prima stendere il nostro cordoncino, che avrà la lunghezza di circa 20 cm, e poi ripiegarlo a formare una treccia. Questa è la treccia. When I glance in the dancing of music, in the summer rain or a moonlit sky, the joy of forever cast back in your eyes, and I'll always remember this day, a summer's day. Ed ecco qua
il nostro lavoro di preparazione preteglia dei cosiddetti torciglioni. Questi sono biscotti siciliani che chiamiamo torciglioni proprio perché hanno questa forma attorcigliata. Adesso spennelliamo con del latte leggermente prima di metterli in forno. Adesso possiamo infornare i nostri biscotti in forno preriscaldato a 200 gradi per 15 minuti.